Queste le prime parole di Gianluigi Buffon dopo il suo ritorno alla Juventus. Ci siamo visti e mi ha fatto un'ottima impressione, che è stata un po' anche l'impressione che secondo me ha dato a tutti quanti nel giorno della conferenza stampa. Mi aspetto di togliermi delle soddisfazioni come è capitato insomma un po' negli ultimi anni, e di poterle condividere con delle persone che conosco e con le quali ho un rapporto di fratellanza. Le sensazioni sono sensazioni di un uomo, uno sportivo felice che è anche emozionato nonostante i quasi 42 anni, e alla fine vuol dire che questa è stata la scelta migliore, perché cercavo delle emozioni nuove, delle emozioni forti, e le ho ritrovate andando a ritroso. Ecco. Il Napoli ha esercitato il riscatto per il portiere David Ospina. Ad annunciarlo il club azzurro con un comunicato. L'estremo difensore proveniente dall'Arsenal ha quindi raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dopo una stagione in prestito in Serie A. Il portiere era approdato all'Arsenal dal Nizza nel 2014 e vanta 98 presenze nella nazionale colombiana. Nella scorsa stagione Ospina era passato ad agosto al Napoli in prestito con opzione di riscatto, esercitato versando 4,5 milioni all'Arsenal. In azzurro per lui 17 presenze in campionato, una in Coppa Italia e 6 in Europa. Quale stagione dobbiamo aspettarci da questo Toro? Ma una stagione sicuramente entusiasmante e speriamo ancora migliore di quella che è appena passata. Il ripescaggio in Europa League è un ottimo segnale, adesso però bisogna conquistare l'accesso ai gironi. Sì, speriamo che non ci siano problemi, almeno anche se la squadra del Toro ci fa sempre soffrire, però penso che si possa fare un bel percorso anche in Europa. Sogno di mercato? No, siamo più realisti del re, aspettiamo di vedere i nomi definitivi. Speriamo che quest'anno l'Europa porti bene e che ritorni davvero di qualificarci per l'Europa già in campionato. Qual è il sogno di mercato dei tifosi? Non ho un giocatore specifico, spero in qualche rinforzo per reparto. Che quest'anno la Ferrari avesse dovuto fare i conti con una Mercedes quasi perfetta lo si sapeva, ma immaginare un mondiale dove si è dovuti arrivare sino alla 9ª gara per non vedere una freccia d'argento tagliare il traguardo per prima, forse no, questo era difficile da immaginare. A deludere è stato in particolar modo Sebastian Vettel, il pilota tedesco ha disatteso le aspettative dei tifosi in un anno dove il cavallino avrebbe dovuto definitivamente colmare il gap con i colleghi tedeschi. Le speranze per il mondiale sono minime, per non parlare di quello costruttori, una situazione che ha fatto circolare diverse voci sul futuro del ferrarista, ultima in ordine di tempo, il possibile approdo a Maranello di Max Verstappen. A mettere ordine ci pensa il team principal della rossa Mattia Binotto, che ai microfoni di Sky Sport ha confermato la presenza di Vettel anche per il 2020, rassicurazioni che però fanno a pugni coi risultati, che è meglio invertire al più presto.